Letture per il giovedì santo. Dai quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, a cura del Circolo Filologico Milanese, edizioni NED 1995, dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, dai versetti 17 al 29. Dal Vangelo secondo San Matteo. E il prim di Asim, i discepoli andarono da Gesù e gli dit: in 2 ore che te preparum per mangiare la Pasqua? E lui gli ha risposto: andi in città da un tal e disec, il maestro il te manda di, e il me temple visin, farò la Pasqua in de ti, con ti miei discepoli. I discepoli hanno fatto come gli aveva ordinato Gesù e si mise a Andrea a preparare la Pasqua. Quando arriva la sera, e si è mise a messa con tiludes, intanto che mangiava in la di, in verità vedisi, vünde vi alter, e il me tradirà. E loro, con l'animo crucià, hanno cominciato vün per vün a domandare: son forse mi, signor? E lui la risposta: quel che la puccià con me la mani del piat, quel el me tradirà. E il figlio dell'uomo il va, come che scritto lui, ma guai a quel che la tradì, saria me che il fus mai nasù. E Giuda il traditore che fa: Rabbì, son forse mi? E che ha risposto: ti te le dit. Intanto che loro mangiavano, Gesù la ciappà il pan e dopo aver recitato la benedizione la fa a toc, che la dà ai discepoli e la di: ciappè e mangiè, questo è il mio corpo. Poi la ciappà il calice e dopo d'aver ingraziato che la dà a loro e la di: beven tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per tanti in remissione di peccati. Mi vedisi che da adesso e bevarò più de sto frutto della vita, fino al dì che il bevarò neuf con vi alter in del regno de me Padre.